Tutte le profezie sul futuro dell'umanità rivelate da Gesù a Maria Valtorta. Prima parte. Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi della mistica Maria Valtorta, vissuta nella prima metà del 1900. Ella fu terziaria dell'Ordine dei Servi di Maria. Maria Valtorta, nel corso della sua vita, ricevette una serie di rivelazioni da parte di Gesù e di Maria sul futuro dell'umanità. Ecco quanto rivelò Gesù a questa importantissima e straordinaria mistica nel 1943. Maria, è l'ora delle tenebre, le cose si compiono come in sogno te le ho mostrate. Non è arrivato fin troppo presto il momento della sicura conoscenza? Prega con tutta te stessa, perché il momento è tremendo per se stesso e per le conseguenze. Se le persone sapessero riflettere, si sforzerebbero di essere buone per piegare la bontà divina in loro favore. Invece è sempre la stessa parola che devo dire. L'egoismo le domina, perciò preghiere, sacramenti e sacramentali resi impuri dall'egoismo non hanno potere contro Lucifero che sconvolge il mondo. Ti ho già detto che quanto è detto negli antichi libri ha un riferimento nel presente. È come se una serie di specchi ripetesse, portandolo sempre più avanti, uno spettacolo visto più addietro. Il mondo ripete se stesso negli errori e nei ravvedimenti, con questa differenza però che gli errori si sono sempre più perfezionati con l'evoluzione della razza verso la cosiddetta civiltà, mentre i ravvedimenti sono divenuti sempre più embrionali. Perché? Perché col passare del mondo dall'età fanciulla all'età più completa sono cresciute la malizia e la superbia del mondo. Ora siete nel culmine dell'età del mondo e avete raggiunto anche il culmine della malizia e della superbia. Non pensare però che avete ancora tanto da vivere quanto siete vissuti. Siete al culmine e ciò dovrebbe dire avete altrettanto da vivere, ma non sarà. La parabola discendente del mondo verso la fine non sarà lunga come quella ascendente, sarà un precipitare nella fine, la fine dei tempi, la fine del tempo delle nazioni. Poi verrà il regno di Dio sulla terra, un'unica nazione, un unico popolo, un'unica fede. Vi fanno precipitare appunto la malizia e la superbia, due pesi che vi trascinano nel baratro della fine, al tremendo giudizio. Superbia e malizia, oltre che trascinarvi nella parabola discendente, vi ottundono talmente lo spirito da rendervi sempre più incapaci di fermare col ravvedimento sincero la discesa. La battaglia fra me e lui non avrà fine altro che quando l'uomo sarà giudicato in tutti i suoi esemplari e la vittoria finale sarà mia ed eterna. Ora la belva infernale, sempre vinta e sempre più feroce per essere vinta, mi odia di odio infinito e sconvolge la terra per ferire il mio cuore. Ma io sono il vincitore di Satana, là dove egli insozza, io passo col fuoco dell'amore a mondare, e se
con inesausta pazienza non avessi continuato la mia opera di maestro e redentore, ormai sareste tutti dei demoni. E in verità vi dico che ora è un momento in cui, per ordine del padre della menzogna, i suoi figli mietono fra le anime che erano create per me e che inutilmente ho fertilizzate col mio sangue, messe abbondante più che ogni diabolica speranza concepisse, e i cieli fremono per il pianto del Redentore che vede la rovina dei 2/3 del mondo dei cristiani. E dire 2/3 è ancora poco. Ah, se il mondo fosse misericordioso, il mondo possederebbe il Dio, e ciò che vi tortura cadrebbe come foglia morta. Ma il mondo, e nel mondo specie i cristiani, hanno sostituito l'amore con l'odio, la verità con l'ipocrisia, la luce con le tenebre, Dio con Satana e Satana, là dove io seminai misericordia e la crebbi col mio sangue, sparge i suoi triboli e li fa prosperare col suo soffio d'inferno. Verrà la sua ora di sconfitta, ma per ora viene lui perché voi lo aiutate. Beati però coloro che sanno rimanere nella verità e lavorare per la verità. La loro misericordia avrà il premio in cielo. Le guerre vengono da Satana, che sa che i tempi stringono e che questa, la seconda guerra mondiale, è una delle lotte decisive che anticipano la mia venuta. Sì, dietro il paravento delle razze, delle egemonie dei diritti, dietro il movente delle necessità politiche, si celano in realtà cielo e inferno che combattono fra loro. E basterebbe che metà dei credenti nel Dio vero, ma che dico, meno di questo, meno di 1/4 dei credenti fosse realmente credente nel mio nome, perché le armi di Satana venissero domate. Ma dov'è la fede? Considera il mio fulgore e la mia bellezza rispetto alla nera mostruosità della bestia. Non avere paura di guardare, anche se è spettacolo repellente. Sei fra le mie braccia, esso non può accostarsi e nuocerti. Lo vedi? Non ti guarda neppure, ha già tante prede da seguire. Ora ti pare che meriti lasciare me per seguire lui? Eppure il mondo lo segue e lascia me per lui. Guarda com'è satollo e palpitante, è la sua ora di festa, ma guarda anche come cerca l'ombra per agire. Odia la luce e si chiamava Lucifero. Lo vedi come ipnotizza coloro che non sono segnati dal mio sangue. Accumula i suoi sforzi perché sa che la sua ora si avvicina e l'ora mia verrà presto, in cui sarà vinto in eterno. La sua infernale astuzia e intelligenza satanica sono un continuo operare di male, in contrapposto al nostro uno e trino operare di bene per aumentare la sua preda.
ma astuzia e intelligenza non prevarrebbero se negli uomini fossero il mio sangue e la loro onesta volontà. Troppe cose mancano all'uomo per avere armi da opporre alla bestia, ed essa lo sa e apertamente agisce senza neppure più velarsi di apparenze bugiarde. La sua schifosa bruttezza ti spinga ad una sempre maggiore diligenza e a una sempre maggiore penitenza per te e per i tuoi disgraziati fratelli che hanno l'anima orba o sedotta e non vedono o vedendolo corrono incontro al maligno pur di averne l'aiuto di un'ora da pagare con un'eternità di dannazione. Guai alla terra se venisse un giorno in cui l'occhio di Dio non potesse più scegliere fra i figli dell'uomo gli esseri predestinati ad essere i miei portatori di luce e di voce. Guai! Vorrebbe dire che fra i miliardi di uomini non vi è più un giusto e un generoso, poiché i predestinati sono fra i giusti che mai offesero giustizia e i generosi che hanno superato tutto, se stessi per primi, per servire me. La Gerusalemme di cui parla Isaia è qua giù, la mia chiesa, anticamera della celeste Gerusalemme. In essa è abbondanza non di ricchezze umane, ma di tesori divini di perdono e di scienza, come nella celeste Gerusalemme sono tesori divini di beatitudini. Nessuna forza umana potrà, come turbine, devastare la mia chiesa al punto di distruggerla. Io sarò con lei a far da piolo e da corda, quando sarà l'ora in cui la terra cesserà di essere. Dagli angeli sarà trasportata in cielo la mia chiesa, che non può perire, perché cementata dal sangue di un Dio e dei suoi santi. Un popolo, dice Isaia, sarà colpito dalla spada di giustizia, ma saranno molti di più, poiché il mondo ha fornicato col demonio in molte sue parti, ed altre ancora sono in procinto di peccare. Nonostante tutto, quanto io ho operato per tenerle nella via della vita. Pregare molto per impedire nuove condanne originate da nuove fornicazioni. I demoni sono già dove io punirò. Sono i demoni insediati da padroni nei cuori, quelli che portano a morte le nazioni. E vi sono popoli in cui pochi cuori non siano dimora dei demoni, legioni e legioni demoniache muovono come fantocci intere nazioni. E come posso io regnare laddove i cuori si sono fatti dimora dei figli di Lucifero? Altre applicazioni alla parola profetica, ma io ho voluto fartela vedere coi riferimenti all'ora che vivete, né dirti di più per non accasciarti di più. Prega, il tuo Dio ti aprirà le porte prima che tu conosca il massimo orrore. Questa non è guerra di uomini, ma di Satana contro gli spiriti, né sono vittime unicamente coloro che periscono in battaglia o sotto le macerie di una casa. Sono vittime della lotta di Satana agli spiriti anche e soprattutto coloro che perdono fede e speranza e carità, e non la vita di un'ora mortale perdono, ma la vita eterna, morendo alla grazia di Dio.
Vorreste che io venissi e mi mostrassi per terrorizzare e incenerire i colpevoli. Oh, miseri, oh, miseri, miseri uomini. No, non sapete quello che chiedete. Purtroppo verrò, dico purtroppo, perché la mia sarà la venuta di giudizio, e giudizio tremendo. Avessi a venire per salvarvi, non direi così e non cercherei di allontanare i tempi della mia venuta, ma anzi mi precipiterei con ansia per salvarvi ancora. Ma il mio secondo avvento sarà avvento di giudizio severo, inesorabile, generale, e per la maggior parte di voi sarà giudizio di condanna. Voi non sapete quello che chiedete, ma se anche io mi mostrassi dov'è nei cuori, e specie in quelli maggiormente colpevoli delle sciagure di ora, quel tanto residuo di fede e di rispetto che li farebbe curvare col volto a terra per chiedermi pietà e perdono. No, figli, che chiedete al Padre vendetta, mentre Egli è Padre di perdono. Se anche il mio volto balenasse nei vostri cieli e la mia voce che ha fatto i mondi tonasse da oriente a occidente, le cose non muterebbero, ma soltanto un nuovo coro blasfemo di insulti, ma soltanto una nuova ridda di ingiurie sarebbero lanciati contro la mia persona. Ripeto, potrei fare un miracolo e lo farei se sapessi che poi voi vi pentireste e diventereste migliori. Voi, grandi colpevoli che portate i piccoli a disperare e a chiedere vendetta, e voi, piccoli colpevoli che chiedete vendetta, ma né voi, grandi colpevoli, né voi, piccoli colpevoli, vi pentireste e non diverreste migliori dopo il miracolo. Calpestereste anzi in una furia di gioia colpevole i corpi dei puniti, demeritando subito al mio cospetto, e vi montereste sopra per opprimere a vostra volta da quel trono fondato su una punizione. Questo vorreste? Che io colpissi per poter colpire a vostra volta? Io sono Dio e vedo nel cuore degli uomini, e perciò non vi ascolto in questo. Non voglio che vi danniate tutti. I grandi colpevoli sono già giudicati, ma voi tento di salvarvi. E quest'ora per voi è vaglio di salvezza. Cadranno in potere del principe dei demoni coloro che hanno già in loro la zizzania dei demoni, mentre coloro che hanno in cuore il grano di frumento germinante l'eterno pane germoglieranno in me, in vita eterna. Fine prima parte.